I am my dream, second out, fuori secondi. Qui c'è spazio solo per chi vuole essere il primo. Oggi siamo qui con Fabio Fontana. Ciao Fabio. Ecco il papero. Ciao Luca, grazie infinite, veramente sono onorato che tu sia qui. Io ho avuto il piacere di conoscerti, ti ritengo una persona innovativa e quindi la prima domanda, prima di far girare il timer, è proprio questa. Quanto è difficile far passare un messaggio innovativo, soprattutto in questo momento storico? Luca, tu sei un campione, sei un idolo per me, sei uno che combatte, che si fa un mazzo dalla mattina alla sera e tu sai quanto difficile sia avere risultati nella vita ed eccellere. Per me è stato difficilissimo. Questi sono i primi 2 anni in cui finalmente tiriamo un attimo il fiato, non nel senso che stiamo lavorando meno, ma tiriamo un po' il fiato dalle difficoltà, dalle critiche, da tutto quello che mi sono dovuto subire nei primi anni. Mi hanno sempre dato del matto, dell'incosciente, del truffatore, le porte dell'università chiuse in faccia, impossibile fare ricerca. Me ne hanno combinate di tutti i colori, hanno tentato di comprarmi, di seppellirmi, me ne hanno fatte di tutti i colori. Quindi fare qualcosa di nuovo, ma non di nuovo inutile, di nuovo ma veramente utile, che cambia gli schemi, è veramente difficoltoso in una nazione come l'Italia di conservatori e di dinosauri, cioè di persone che vedono le innovazioni come un problema anziché un'opportunità. È stata una sfida durissima che ci ha messo tutti veramente alla prova e sono guerre che vanno affrontate con determinazione. E questa trasmissione si chiama I am my dream. Bisogna spingere, se avete un sogno nel cassetto, lottate, nessuno mai vi darà ragione, tutti vi daranno contro, ma il vostro sogno lo dovete difendere, lo dovete portare avanti perché dovete essere d'esempio per gli altri. C'è una mentalità negli Stati Uniti diversa per le innovazioni e per le avventure personali che in Italia non abbiamo. In Italia tutti tendono a vedere le persone con invidia, no? E non capiscono il sacrificio che c'è dietro, mentre in altre nazioni si ammirano le persone che fanno, che inventano e che creano. Quindi la risposta è molto difficile, però io credo che certe missioni, a me come a te e ad altre persone, capitano alle persone che hanno gli attributi per poterle portare avanti. Quindi se mi sono venute queste idee e queste genialità è perché forse l'universo sapeva che ci sarebbe stata anche la determinazione di portarle a compimento finale. E troppe persone si interrompono poco prima del traguardo, troppe persone abbandonano pochi secondi prima della fine della ripresa. Bisogna tenere duro fino alla fine, finché c'è fiato, e quando finisce il fiato continuare ancora. Ognuno deve difendere il proprio sogno. Adesso siamo orgogliosi e siamo contenti, siamo famosi in Italia, in Europa, negli Stati Uniti e quindi in questi 2 anni abbiamo tirato il fiato e abbiamo anche un'importante credibilità scientifica da tutte le nostre pubblicazioni che prima non avevamo. Credimi, e tu lo sai benissimo, che in Italia anche solo fare del bene è difficile, però si può fare. Se c'è la determinazione si può fare tutto. Bene, vediamo un attimo il tempo. 3, 2, 1, bravo Fabio. I am my dream, fuori secondi, qui c'è lo spazio solo per i primi come te che sei un campione. Io ti ho seguito di recente, siamo stati molto in contatto e so tutte le difficoltà che hai avuto a portare avanti questo match in un periodo così assurdo per lo sport italiano, senza pubblico e senza sostegno, in uno sport che è considerato ancora uno sport minore e non ha la visibilità che hanno altri sport. È che le persone, secondo me, non conoscono il punto di vista corretto della fatica che c'è dietro uno sport, no? Non dico che un calciatore non faccia fatica, ok? Tutti facciamo fatica. Io pratico le arti marziali e qualche volta sono salito sul ring, ma non riuscirei mai ad avere una prestazione come la tua. Cioè, che differenza c'è secondo te e quanto pesa la dura preparazione che ha uno sport come il tuo e quanto valore meriterebbe nei confronti di altri sport invece che occupano le prime pagine e in cui la difficoltà non è uguale. Ognuno può dire quello che vuole, ma una partita di calcio di 90 minuti ha una difficoltà, un ring ha un'altra difficoltà, perché lì tutti i muscoli sono contratti contemporaneamente ed hai uno spreco di energie che non esiste. Perciò
Luca, 3 minuti, fuori il tempo. Ecco, ho fatto partire il timer. È molto difficile fare uno sport innovativo, diverso, perché poi anche il pugilato ha qualcosa di unico, di spettacolare secondo me. Nasce con l'uomo e morirà con l'uomo come sport, perché è nella nostra natura. È molto difficile questo sport perché è complesso sotto tutti i punti di vista. È complesso perché non tutti riescono ad arrivare ad altissimi livelli, ma anche solo a partecipare a una gara. Infatti io lo dico sempre ai ragazzini che fanno il primo match nella loro carriera, dico: tu hai già vinto se sei in grado di salire sopra lì e finire quelle 3 riprese, che tu vinca o che tu perda, perché è il minimo, diciamo, per capire quanto difficoltà ci sono dietro quelle 3 riprese da 3 minuti che un ragazzo fa. Ecco, 3 minuti sembrano pochi, ma vedete sono abbastanza tanti. E la difficoltà poi nel nostro sport qui in Italia è anche quello di mettere la figura, quindi il risultato sportivo e il risultato invece di immagine. Purtroppo non riusciamo ad avere una giusta correlazione, corrono queste due cose su 2 binari diversi e purtroppo non hanno lo stesso peso, ecco, sono sulla stessa bilancia, dovrebbero combaciare sulla bilancia, ma purtroppo magari il peso sportivo è più alto rispetto all'immagine che si riesce ad avere, e questo è un problema perché poi non si riesce a emergere, non si riesce a venirne a capo, non si riesce a dare la giusta visibilità a quello che è invece credibile, ecco. Questo secondo me è il grosso limite dei sport minori. Poi c'è da dire un'altra cosa, hai parlato di campo, noi siamo in un campo anche noi, ma è un campo molto più ristretto, dove quindi la palla corre molto più veloce e dove a correre attorno a quella palla siamo solamente in 2, quindi è uno spreco di energia continuo dove non puoi perdere di vista niente, dove non ci può essere neanche un battito di ciglia, perché può essere un errore, può essere fatale. E anche quando c'è da stringere i denti, purtroppo bisogna far vedere che non stringi i denti, perché l'impressione che si dà è quello di un messaggio di cedimento, e tu non devi mai far vedere a nessuno che stai cedendo, anzi devi far vedere che sei sempre brillante, pronto a essere più prestante, e che i suoi colpi, diciamo, non sono così tanto efficaci invece quanto a lui sembra. Ecco, questo è un altro aspetto che molto spesso non viene preso in considerazione. Quindi la gara poi molto spesso non si gioca sul piano fisico, ma più sul piano mentale, e far 12 riprese è lungo, il tempo non passa mai, sembra che non passa mai. 12 riprese, prima, quando senti questo suono, sei sul ring, quando senti questo suono sembra che ti sia finito e magari ne mancano altre 11 riprese, quindi è molto lungo ancora. Bene, ho suonato il timer. Terza e ultima domanda, quella condivisa. Che cosa ti farebbe sentire veramente realizzato oggi? Via il tempo. Cazzo, che domanda! Allora, in parte mi sento realizzato perché finalmente questo sogno ha preso un'accelerazione verso l'obiettivo, ma il mio sogno che mi farebbe sentire realizzato è cambiare il modo in cui ci si cura nel mondo. Quello è l'obiettivo. Il vero obiettivo mio è introdurre un metodo di fare diagnosi differente e usare la biofisica applicata alla medicina prima della chimica. Io voglio che le persone come me si possano curare e ridurre i loro dolori, i loro problemi, senza dover essere dipendenti dalle sostanze chimiche. Voglio continuare a migliorare il movimento di chi soffre di Parkinson e di sclerosi multipla, e il mio sogno sarà realizzato quando in tutto il mondo sarà conosciuta questa metodica. Forse non la concluderò io in questa generazione, sicuramente la continuerà qualcun altro questa avventura, ma lottiamo verso questo sogno. Questo mi farebbe sentire realizzato, un modo diverso di vedere l'essere umano, un modo diverso di fare terapia, non considerare il paziente come un numero, ma considerare le persone che stanno male come delle persone che devono essere viste a 360 gradi. Dare un'impronta diversa a questo pianeta da questo punto di vista. Ti passo la palla però. E tu, quando ti sentiresti realizzato? Diventa difficile, caro Fabio, dopo questa tua dichiarazione,
dire la mia. Beh, anch'io la mia è una missione sempre di tipo sociale. Io spero veramente di continuare a fare tantissime cose legate all'ambito sociale. Nel mio campo, nel mondo dello sport, spero di riuscire a portare il messaggio che questo sport, il mio sport, il pugilato, non è uno sport violento. Molte volte sento anche da tanti probabili sponsor che non sono interessati perché è uno sport violento. Io invece spero sempre di far passare il messaggio positivo di questo sport, dove nello sport non c'è violenza ma c'è competizione, dove nello sport c'è intelligenza e non irrazionalità, e questa è una delle mie missioni. La seconda missione, sempre legata al mondo sportivo, è riuscire a dare quanto io sono riuscito a ricevere, cioè aiutare tutti quei ragazzini che magari sono in difficoltà, le famiglie in difficoltà, riuscire ad entrare in palestra, avere la possibilità di allenarsi e di diventare forse un giorno campioni, e se non lo saranno nello sport sicuramente lo saranno nella vita. E questa è una missione veramente difficile e complicata, perché le famiglie in questo momento sono in difficoltà, e riuscire a dare a tutti quanti la possibilità di partecipare a attività sportive, secondo me sarebbe un bel traguardo, perché lo sport è vita e lo sport fa bene alla salute. Credo che abbiamo completato questa puntata benissimo, grazie Fabio, spero sei sempre un grande.